Eravamo in casa pronti per andare a letto. È arrivata la prima scossa verso le 9, non so proprio con precisione l'orario. Ero nel bar, lì si stava parlando di una scossa che era stata durante la notte il giorno prima. Ha cominciato a cadere le tegole, tutto. Una cosa bruttissima. Ricordo che sono riuscito a telefonare a Son Plago, mi ha detto che è successo un disastro enorme e mentre mi parlava a un certo punto dice vecca torna, è venuta un'altra scossa, ha buttato giù l'apparecchio, eccetera. I rumori indescrivibili. Cominciavano a cadere sassi, tegole, quell'altro, gente che urlava. Ho sentito tutto questo rumore e sono scappata per la finestra del bagno. Sentivo mia figlia che gridava, che era venuta sulla terrazza fuori. Gridava ma non ci si poteva muovere. E il festa lì vedevi solo scintille, sembrava fuoco. Io per un attimo ho visto la montagna aprirsi e richiudersi. E vedevo le colonne, gli stipiti delle finestre che venivano in fuori e tornavano indietro e si muovevano su se stesse. Le dico una cosa impossibile. Quello di settembre è stato peggio. Alle 11 hanno cominciato sussultorio, ondulatorio, presi tutto e siamo andati tutti nella piazzetta. Ci ha chiusi dentro qua in paese, che sono venute giù le slavine e siamo rimasti chiusi qua. Quando sei entrato nell'epicentro del terremoto a vedere quello che c'era in giro. E dopo venendo su si vedeva la distruzione. Paura di vivere, poi era tutto desolato, vuoto e abbiamo deciso di andare su invito, adesso non mi ricordo di preciso chi, a Dumenze. Però qui la gente, tutta la maggior parte sono andati o a Varese o a Lignano, specie dove erano anziani. Hanno chiesto se volevamo andare via, qualcuno ha detto di sì e per l'indomani o postdomani, non mi ricordo quando, è arrivata la corriera, tutto l'orario e tutto. È stata una cosa molto toccante vedere i miei paesani come ero io anche, non con la valigia ma con i sacchi delle immondizie, con i vestiti. Tu Rocchetta, ti diamo questa corriera, vai con questi alpini che sanno loro dove portarvi. Porta via le ammalate perché qui è impossibile tenerle sotto la tenda. Rimasti 4 alpini piemontesi su di là, ha detto andate su nel nostro paese intanto e dopo vedremo a Dumenze. Siamo presi, siamo andati giù a Legnano, poi ci hanno dato questo appartamento lì a Hotel Cristallo e lì siamo stati fino a fine dicembre. Dopo, quando ho visto il lago, ho detto qui siamo su un lago e l'alpino mi ha detto signora siamo sul lago Maggiore. Ero sola con 2 bambini, allora ho optato per la montagna, che è questo Cremeno, un paesetto, se non che in quel periodo lì era vuoto. L'unica luce che si accendeva in questo grande villaggio era la mia. La gente del posto è stata veramente accogliente, se devo dire la verità, sono venuti incontro. C'è già la popolazione che vi aspetta e lì ci avevano preparato del brodo, solo a dormire, chi 9, chi 10, chi 8. Era arrivato il pullman, erano scesi tutta questa gente e noi del gruppo cercavamo di aiutarli, ecco, tutto lì. Siamo andati giù, abbiamo trovato un po' di ruderi, abbiamo messo in caserma, e noi eravamo a Camponove e dopo si andava a lavorare. Hanno lavorato, ma quanto hanno lavorato queste persone, questi volontari. Mi vengono ancora i brividi, guardi, perché mi ricordo che mi faceva una pena e lo facevano proprio con il cuore. E appunto dobbiamo tanto ringraziare tutti gli interventi, ci hanno dato tutto quel che avevano. Gli alpini di Ferno mi hanno dato la roulotte. Questa è la tua casa. Sì, purtroppo mi commuovo a pensare.
paese era un paese agricolo, che ogni casa aveva la sua stalla, sì, non proprio tutti, ma insomma c'era la stalla, era un paese contadino, diciamo, e c'era tanta unione fra la gente, sì, ci si aiutava un po' tutti, eravamo tanto una famiglia, ecco, diciamo. Un paese vecchiotto, strade abbastanza strette, nuclei abbastanza uniti, in genere si andava d'accordo ed era un'altra vita, ecco. E dopo il terremoto invece è cambiato tanto, stalle non ci sono più e la gente col terremoto si è un po' inasprita, un po' egoista, venuto un po' tutto. Non è più quell'affiatamento di prima, è cambiato tanto. Si era quasi tutta una grande famiglia, adesso purtroppo con le case divise qua e là è perso tutto. Io non è che mi ritrovo più tanto bene. Prima eravamo un nucleo dove ci conoscevamo un po' tutti, no? Dopo uno l'ha dovuto costruire e noi la stessa cosa. Una parte del paese che era diversa, c'è poco da fare. Mossi dalla terra, da sempre, da quella che vuoi fare tua e concimare con la tua cultura, da quella su cui metterai la tua casa, mossi dalla terra come sempre, da quella che impari a conoscere casa dopo casa, strada dopo strada, fiume dopo fiume, montagna dopo montagna, da quella che mostri con orgoglio, da quella che nessun'altra così. Mossi dalla terra, 1928-1976, alle 9 di sera, alle 5 del mattino, a ora di pranzo, scossi, percossi, storditi, allibiti, traditi.